Ma io la considero buona, è un'idea interessante soprattutto perché va a salvaguardare quei cittadini che dovrebbero pagare altrimenti per la loro prima casa, che magari è una casa che è in mano ancora alle banche con i mutui. Dall'altro va fatta una verifica fino in fondo della procedura giuridica a tutela del cittadino. Ma io le potrei rispondere come si può pagare una tassa che è stata decisa dal Parlamento quando comunque la direzione che ha dato il popolo è quella di esentare i cittadini nel pagamento della prima casa. Ma sì, nel momento in cui si va a tutelare il cittadino e noi siamo a rappresentare i cittadini, penso che sulla prima casa fosse ormai acquisito dal mondo intero che ci fosse una zona di non tassazione. Ci sono ben altri che potrebbero pagare le tasse, non quelli della prima casa. Beh, ovviamente l'IMU sulla prima casa colpisce per la prima volta nella storia le case popolari. Noi avremmo 6 milioni di euro che invece di dedicarli a investimenti, a fare mutui per fare opere, infrastrutture e nuove case, li dovremmo pagare come anche noi proprietari di casa, parlo della Regione del Veneto tramite le case popolari. Beh, innanzitutto diciamo ai veneti che se saltano treni saltano perché il governo non ci dà i soldi, perché la partita dei treni è tutta una partita legata ai trasferimenti dello Stato verso le regioni. Stiamo discutendo per avere i nostri 2 miliardi di euro, dico nostri assieme agli altri miei colleghi presidenti, perché altrimenti non riusciamo a chiudere i contratti con ovviamente le ferrovie. Non glielo saprei dire, non li voglio neanche contare perché mi rifiuto di mettere in bilancio questo. I cittadini hanno diritto al servizio perché pagano le tasse e lavorano e quindi lo Stato e il governo deve dare risposta velocemente a questo. E danno assolutamente ragione, quando capita a me di fruire del treno e spesso utilizzo il treno, vedo comunque quello che capita. Direi che è anche l'occasione di dire che tutta questa partita deve essere discussa mettendo i puntini sulle i poi con chi eroga il servizio, perché da un lato si paga il servizio e lo si deve avere a puntino, quindi non affollato, pulito e puntuale. Penso che queste siano delle prerogative. È un bilancio che sconta il fatto delle manovre che ci sono state fino ad ora, non ultima l'ultima che non è ancora ben chiara rispetto alla ricaduta e noi iniziamo a ragionare con la metà delle disponibilità di bilancio rispetto a un paio d'anni fa. Questo è quello che comunque si ritrovano sulla scrivania tutti i presidenti di regione e a cascata tutte le amministrazioni. Beh, non solo liberalizzazione, non solo per gli orari, ma direi anche per tutta la programmazione. E noi siamo già sul pezzo e questo è noto alle associazioni perché ci crediamo fino in fondo. La verità è che l'impugnazione la si può fare quando è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale perché ad oggi la manovra deve ancora passare una delle due Camere, ovvero il Senato. Direi che in generale è necessario fare una riflessione sul mercato del lavoro. Penso che l'obiettivo di chi dovrà scrivere la riforma del lavoro sarà quello di pensare ai giovani. Se si scrive la riforma pensando ai giovani che non siano più precari come accade oggi in Italia, forse una buona soluzione si troverà. La flessibilità dà dei vantaggi, bisogna tutelare i lavoratori pensando però che comunque la grande sinergia, questa grande sfida da portare avanti non è solo dei lavoratori o solo degli imprenditori, ma la si deve portare avanti assieme. In Veneto un ragazzo sotto i 30 anni su 4 è disoccupato e 2 ragazzi sotto i 30 anni su 4 sono precari. Io mi sento più vicino a chi ha il coraggio di scrivere una nuova legge sul lavoro, perché comunque se abbiamo tutti questi disoccupati, se abbiamo tutta questa precarietà vuol dire che qualcosa non funziona. Beh, direi che nulla è un totem, neanche la Costituzione, visto e considerato che non mi stanco di dire che i tagliandi ogni tanto ci vogliono per tutto. Con Roberto Formigoni c'è un ottimo rapporto, peraltro io ce l'ho con tutti i governatori. E dico che noi siamo qui a dover conclamare nostro malgrado che ormai la sfida è una sfida di territori. Questa manovra pesa per il 75% sulle casse delle regioni del nord e le istanze che arrivano dalle nostre regioni sono naturalmente, fisiologicamente diverse da quelle che arrivano da altre regioni. Del resto posso dire, le macro regioni esistono già, esistono nella conferenza dei presidenti di regione perché quando parlano quelli del nord portano un'istanza, quando parlano giustamente quelli del sud un'altra ancora e quelli del centro la loro. Direi che è un dato di fatto, la Costituzione dovrebbe sapere interpretare fino in fondo e peraltro lo fa con l'articolo 117 che parla proprio di intese tra regioni. Quindi lei un PDL del Nord lo vedrebbe bene? Questo è un problema del PDL e non della Lega. Presidente, invece il problema della Lega, che parla con due voci, uno sul territorio e uno a Roma. I sindaci leghisti dicono ai cittadini non pagare l'IMU e il Parlamento padano dice che dovrà discuterlo appunto in quell'assise se questa cosa è possibile. Lei ha detto che bisogna invece essere prudenti. No, dico questo, che il tema del partito è un tema che
che fa i suoi approfondimenti, che sono quelli della politica, che sono quelli della discussione e dell'idea. Il tema dell'amministrazione, ovvero degli amministratori, è ben chiaro, abbiamo un'idea, la praticabilità di questa idea passa attraverso un approfondimento giuridico che si può fare all'interno delle amministrazioni. Mi fermerei qui, ovviamente a tutela del cittadino, perché poi noi dobbiamo avere sempre chiaro che il nostro punto di riferimento è il cittadino.